Buongiorno a tutti. Oggi siamo praticamente a Treviso, praticamente quasi in pieno centro. E questa è la fabbrica Trevenlat, lo stabilimento, forse è meglio dire Trevenlat, dove si producevano prodotti lattiero-caseari, formaggi, latte e tutte queste cose. La fabbrica, come vi dicevo, è in pieno centro e come vediamo dai pallini per terra, qui ci sono venuti a giocare dei ragazzini e ci sono migliaia di pallini per terra. E dico migliaia. Tenente Colombo esce. Noi proveremo a farla tutta. Allora, l'ingresso, come in ogni mia escursione, è facilissimo. Guardate qua palline che ci sono, le vedete? Sono, vi dico, migliaia. Allora, entrare qui è stato facilissimo, nel senso che mancano pezzi di recinzione, quindi mancando pezzi di recinzione siamo entrati senza nessun problema. Oggi sono in compagnia anche oggi di mio figlio. Buongiorno a tutti. Allora, la porta che ho cercato di aprire è di qua, ovviamente, quindi non c'è niente di particolare. E niente, proviamo ad andare avanti. Guardate qua le palline, qua ci sono di vario colore. Soft air, non lo so. Comunque vedo che... ma sono palline anche queste? Cioè, ma è polistirolo però questo. No, sono palline da soft air. Cioè c'è polistirolo in terra, ma ci sono palline da soft air in quantità pazzesca. Allora, noi proseguiamo da questa parte e proviamo a vedere cosa ci aspetta. Guardate che roba. Cioè veramente qui io non capisco, cioè qui hanno giocato per anni. Hanno giocato per anni perché sono veramente tante le palline da soft air. Allora, prima di andare in alto, facciamo la parte bassa. Mio figlio mi resta dietro perché non si sa mai cosa possiamo trovare o chi possiamo trovare. Io ho sempre la mia fidata pila che mi fa anche da difesa. Cioè, ovviamente questi posti possono essere, non dico pericolosi, perché è una parola grossa, però ci può essere qualche tossico o qualche extracomunitario che dorme. Quindi per sicurezza bisogna sempre andare avanti con circospezione, stare attenti. Cioè qui è proprio cemento armato molto spesso e le palline sono dappertutto, anche qui. Entriamo, iniziamo a vedere un po'. Allora, qui siamo sulla ricezione esterna. La macchina l'ho parcheggiata proprio qui fuori. Guardate che roba, ancora palline. Pazzesco. Sì, diciamo che a quest'ora di solito gli abitanti di questi luoghi sono fuori a cercare qualcosa da mangiare, un lavoro. Attento al tenente Colombo. Però sempre meglio stare attenti. Allora, dal tetto cadono delle gocce, quindi qui la struttura è, direi, più che compromessa. E qui c'è l'acqua alta. Segui me, Giordano, che cammino dove non c'è acqua per terra. E niente, qui siamo. Allora, questa era una cella frigorifera gigantesca perché possiamo vedere le resistenze lì in alto. Ovviamente, essendo una ditta lattiero-casearia, Trevenlat,
onestamente non so dirvi da quanti anni sia abbandonata, comunque da parecchi anni, anche perché vediamo che versa in uno stato abbastanza degradato, anzi direi che abbastanza degradato, e fargli un complimento. Allora, proviamo ad andare di qua, tanto da fuori non ci vedono perché le siepi sono altissime. Proviamo ad andare di qua. Questa era una delle stanze, sì, eravamo qui poco fa, no, ma non si va da nessuna parte, si arriva dove eravamo prima. Non so onestamente cosa troveremo e quanto grande possa essere. Da internet, anzi da Maps per l'esattezza, sembra parecchio grande, però poi bisogna capire. Ah, qui c'è una scala. Allora noi cerchiamo di tornare fuori da dove siamo venuti, che poi c'era la parte sopra, e non siamo venuti di qua, mi pare. Oh sì, siamo venuti di qua. Quindi se siamo venuti di qua, allora lì c'è una scala, però noi facciamo prima quella qui a sinistra. Ah, qui c'è un'altra scala. Allora facciamo prima, andiamo con ordine. Allora avevamo detto che c'era una scala da salire, eccola qui. Quindi saliamo questa scala. E niente, qui ci sono pallini in quantità industriale. E c'è questa strana condotta in legno. Comunque vi dico, ci sono pallini in quantità industriale, è una cosa pazzesca. Guardate che roba. Io veramente credo che, io ho detto migliaia, ma sono migliaia e migliaia. Allora qui siamo sul tetto, aspettate, lì c'è una finestra, vediamo se dalla finestra vediamo qualcosa. No, è sbarrata quella, però c'è anche questa, vediamo se da questa vediamo qualcosa. Ah, qui si sale, la scala che abbiamo visto prima. Allora torniamo giù e prendiamo una delle due scale che abbiamo visto prima. Lo so che non è una visita interessante come ad esempio le caserme o gli ospedali psichiatrici, però oggi ho in programma anche delle caserme. Scusatemi, ho fatto un colpo perché c'è questo colombo incastrato. Vieni via Giordano, non possiamo fare niente. Scusatemi, ho fatto un colpo letteralmente, ho perso 3 anni di vita. Comunque vi dicevo che dopo questa visita ho in programma, no, eravamo venuti da di là, hai ragione Giordano, ho in programma delle caserme e un ospedale psichiatrico che ovviamente non ho alcuna garanzia di riuscire a visitare. Allora, dov'era la scala? Allora, una era quella, no, ce la siamo persa una, eccola qua, questa era la scala che avevamo visto prima. Allora la scala è solida, Giordano, stammi dietro, arriviamo al piano sopra dove abbiamo visto prima dalla finestra. Qui vediamo le classiche porte degli anni 50-60 in legno, con dei bancali. Qui addirittura avevano murato le finestre, sembrerebbe, ma le hanno buttate giù. Qui c'è ancora resistenza, tipo cella frigorifera, anche qui. Però ci sono le saracinesche normali, una cosa un po' strana. Boh.
che non credo siano per il riscaldamento queste, non ho mai visto delle cose così, le ho viste nelle celle frigo io, queste, guardate la grandezza con la mia mano. Niente, qui è finito, adesso torniamo giù e nel cortiletto che c'è giù, prima eravamo qui, nel cortiletto giù c'è un'altra scaletta. Poi quando non troverò più niente da visitare tirerò fuori la mia mappa di Google Maps perché voglio capire se mi è sfuggito qualcosa, perché effettivamente non ci sono più soffitti qui, quindi è molto rovinata, però non sembra, a occhio e croce, per quello che ho fatto fino adesso, sembrava più grande da Maps. Sembrava più grande. Allora, prima eravamo qui. Sì, prima eravamo qui, queste erano le stanze che perdevano prima, che abbiamo trovato l'acqua. Qui sopra c'era un controsoffitto in polistirolo spesso 10 cm, che forse fungeva anche da isolante per il freddo. Guardatelo qua, un pezzo. Ah, ecco qua. Qui vedo gli archi che vedevo da fuori. Questo grosso edificio con tutti gli archi. 3, 4, 5, non mi ricordo. Allora qui c'è l'esterno, di qua. Però di qua vedete c'è uno, due archi e mezzo, 3 archi. Qui si sono divertiti a fare dei murales. Vi dirò che tra chi danneggia e chi fa murales preferisco chi fa murales, anche se la cosa bella sarebbe non fare niente. Allora qui ci sono dei sotterranei, però visto com'è la situazione degli scalini, guarda cosa, hanno messo anche la trappola per farti cadere. Sì, se è di sera non la vedi, per quello bisogna sempre stare attenti, c'è sempre qualche trappola o qualcosa. Allora tu aspettami qua, io provo ad andare giù qualche scalino se non si scivola. Se non si scivola. Allora. Mamma mia ragazzi, qui sotto è grandissimo ma è tutto degradato. Qui sotto è grandissimo ma è tutto degradato. Va bene, adesso cerchiamo di ritornare su, visto che sono mezzo scivolato giù. Allora, aspettate che prima di andare via da qui controllo di avere tutto nelle tasche, perché stavo veramente scivolando, infatti avevo capito che non era semplice scendere. Allora, qui ci sono altri edifici, però sono tutti senza soffitto. Noi dobbiamo scendere, Giordano. Per scendere dobbiamo trovare una scaletta, qualcosa, perché poi volevo andare a vedere l'edificio di là, quello con i 3 archi. Qui ci sono dei buchi, cosa sono? No, delle specie di vasche. Diciamo che, ripeto, è una fabbrica molto degradata, non c'è nulla di particolarmente eccitante qui dentro, però anche questa è architettura industriale. Anche questa è architettura industriale.
Allora qui abbiamo un passaggio che è il più veloce per recarsi nel corridoio. Qui eravamo già stati prima, forse o no? No, qui non c'eravamo neanche ancora stati. Qui si facevano delle lavorazioni, qualcosa, non ho idea cosa. E il soffitto sta per crollare, è molto inarcato, però sembra anche questo di polistirolo, ma meglio non provare. Allora, adesso che sono qui un attimo, guardo su Google Maps se l'edificio che avevo visto con i 3 archi è quello che... Fatemi vedere dove sono. Con questi sotterranei. No, questi non sono i sotterranei, ma sono la strada che abbiamo fatto prima questa, però non comunicava con di qua. Sì, questi devono essere comunque i sotterranei più o meno che ho fatto io, ma quelli che ho fatto io erano bui. Qui hanno buttato tutti i controsoffitti in polistirolo. Allora fatemi capire. Ora io sono qui, ok, mi avvio verso questo edificio con i 3 archi, che è questo, guardando la piantina. Però io devo girarla la piantina perché noi siamo così, no, scusatemi ma non è facile orientarsi. Allora, beh, intanto entriamo dentro questo edificio, o meglio quello che resta. Questi sono i primi. E poi ce ne sono altri qua in fondo. Sì, io voglio fare quelli grandi, ma quelli grandi sono di là. Sì, si intravedono un po'. Eccolo là. Aspetta, sento un rumore. Cos'è secondo te? Potrebbe essere l'acqua che cade. È troppo Infatti sta pesante. cadendo qualche goccia. Fai piano. Sì, è l'acqua che cade, hai ragione. È l'acqua che cade sul polistirolo e fa un rumore abbastanza forte. Allora, ok. Questo edificio è veramente strano perché è tutto piastrellato, sia per terra sia alle pareti fino in alto. Che fosse una gigantesca cella, no, perché il tetto non è da cella frigorifera. Boh. Allora, qui non c'è niente. Andiamo a vedere quella stanza lì buia e poi cerchiamo di arrivare nell'edificio quello più grande, perché effettivamente ci manca l'edificio quello più grande con tutti gli archi. Pazzesco, guarda il polistirolo che c'è qua. Questa era una cella frigorifero e lo possiamo capire probabilmente dal tetto, guardate com'è ridotto, oltre che dalle tubature. E lì c'è una finestrella, ma non so se riusciremo ad arrivare lì in alto. Un po' strano come posto. Vediamo se qui si va da qualche parte, ma non credo perché qui la natura ha conquistato tutto. Beh, proviamo. Tanto per fortuna la zona è solida, perché è bella solido, il pavimento qui è molto sicuro. L'importante è stare attenti a non scivolare. Allora, qui siamo al parcheggio esterno, quindi io sapete cosa vi dico? Che vado dalla parte opposta, perché dal parcheggio esterno qualcuno potrebbe vederci e pensare, cioè se uno mi vede che siamo padre e figlio, però attraverso la rete o in velocità uno ti vede e può pensare che sei un malintenzionato. A parte che vi ripeto, qui non c'è più niente da spaccare e non c'è più niente da rubare, proprio niente. Cioè qui c'è proprio il degrado, guardate, bombolette. Adesso dobbiamo arrivare all'edificio, quello gigantesco, tutto pieno di archi, è enorme. Però, da quello che ho capito,
c'è l'erba, fammi vedere Giordano. Allora, noi dovremmo averlo verso di là, dovrebbe essere verso di là, quelle di... Dritto di qua. Sì. Il problema è troveremo un passaggio che ci porta a sto edificio gigantesco, perché quell'edificio mi sembra grande come tutto quello che abbiamo visitato fino ad ora. Allora, fammi capire. Allora, proviamo a prendere sta stradina qua. Andiamo per tentativi perché... Là c'è il cimitero. Sì, dopo facciamo in caso quello, però seguiamo prima la stradina, perché facilmente, siccome una stradina asfaltata, potrebbe portare all'altro pezzo di fabbrica. Potrebbe. E potrebbe non farlo. Infatti porta alla rete di recinzione. Hai ragione tu, poi qua c'è un fiume, deve esserci un torrente, qualcosa, perché vedo uno strapiombo. Allora, proviamo a seguire il sentierino che hai visto tu, Giordano. Se senti rumori strani che io non noto perché sto parlando, o vedi qualcuno, dimmelo. Allora, proviamo ad andare di qua. No, di là non si arriva, c'è un fiume qua sotto. Non sto scherzando, c'è un fiume. Sai cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cercare... Allora, sì, e trovare un ponte, perché secondo me da qualche parte c'è un ponte che porta di là. Perché se c'è sto fiumiciattolo che corre dentro la fabbrica, a meno che, sai cosa, che questa sia un'altra fabbrica ancora, perché comunque quella che abbiamo visitato fino adesso non è proprio piccola come fabbrica di latticini. Quella di là potrebbe essere anche un'altra fabbrica, perché qui non è indicato, perché vedi il fiume passa tra questa fabbrica e quell'altra fabbrica. Se fossero un'unica fabbrica ci dovrebbe essere un ponte. Si vede da qua. Lo vedi? Si vede qua su, Sì, sì. sulla mappa. Se lo vedi, per carità, andiamo. Aspetta un attimo, vediamo che qua forse ci sono delle celle frigorifere. No, sono dei bagni, sono porte normali. Allora, qui c'è il fiumiciattolo, qui alla nostra destra. È un fiumiciattolo non tanto profondo, ma ci sono circa 4 metri di fosso con l'acqua, quindi ovviamente è impossibile da passare. Se è la stessa fabbrica, quella che ci sta alla nostra destra, se è la stessa fabbrica ci deve essere un ponte che ci porta di là, perché sennò è impensabile che una fabbrica sia divisa da un fiume e non ci sia un fiumiciattolo e non ci sia un collegamento. Eccolo là il ponte. Quello dove sembra a tutti gli effetti un ponte. Sì, però aspetta un attimo. Allora, di là c'è l'uscita. Ok. Perché ci sono degli animali qua dentro? Ma non so cosa. Qualcosa si è mosso. Qualcosa si è mosso qua dentro quando siamo arrivati. Boh, non lo so. No, lascia stare, va. Allora, vediamo. No, questo non è un ponte, sto cavolo è un ponte. Allora, segui me. Eccolo là, un chilo di ragnatele in faccia. Aspetta, che tiro fuori la pila. Io non lo so cosa sia qua. Vieni. Però non è qui il passaggio, Giordano. Perché vedi qua non si può. Cosa c'è? Aspetta, adesso forse c'è. Però credo che il fiume continui tutto il tempo. Proviamo ad andare per sta stradina. No, è chiuso, c'è la rete. No, c'è un tubo, vedi? Non si passa di là. Allora, qui c'è il fiumiciattolo, lo vedete che è bellissimo tra l'altro. Bellissimo, però c'è un tubo, non c'è un ponte. Quindi quella di là, sta attento Giordano. Sì, sì.
quella di là è un'altra fabbrica. Cioè sono dell'idea che quella di là sia un'altra fabbrica. Unica cosa, prima di arrenderci andiamo a vedere dalla parte opposta, perché manca ancora un pezzo. Vediamo se di là, dopo questo capannone, c'è un ponte o c'è un passaggio, perché comunque quella di là è un'altra fabbrica, quindi potrei anche pensare di andare a visitare anche l'altra fabbrica, perché se sono due fabbriche separate è che non ho idea di cosa sia, perché da Maps guardandola non pensi mai che se ci sono due grossi capannoni abbandonati siano due fabbriche diverse, ti viene da pensare che sia una fabbrica sola. Allora, lì c'è una specie di ponticello, ma anche lì mi sembra impensabile che uno per andare dall'altra parte della fabbrica vada su quel ponte di ferro sospeso, cioè che è un equilibrista Udinì. Non c'è la scaletta per salire. Sì, ma è troppo pericoloso, Giordano, cioè chi è che fa un passaggio così? Cioè tu faresti passare gli operai là, se uno cade, sai quanti soldi gli devi dare indietro? Rane. C'erano delle rane, appena mi hanno visto sono scappate, rane, rospo, le hai viste? Sì. Allora, resta giù perché non so quanto questa scala tenga, è un po' ruggine. Sì, no, ma io là non ci vado. No, beh, qui manca qualche pezzo, manca qualcosa. Questa scala girava probabilmente, quindi quando arrivava qua davanti potevi attraversare, ma ripeto, a me non sembra che abbia a che fare con il latte questa apparecchiatura. Sembra quasi un depuratore dell'acqua. Sembra quasi un depuratore dell'acqua. Comunque noi dobbiamo ancora fare questo edificio e prima di fare questo edificio voglio capire, no, è tutto recintato, vedete qui c'è l'angolo, è tutto recintato, quindi noi abbiamo finito la visita alla fabbrica Trevenlat, o meglio finiremo la visita dopo questo capannone. Ah, eccoli qua, cioè questi mancavano, i silos con il latte, qui c'era il latte, cioè una fabbrica di latticini e dovevamo ancora vedere il latte. Qui vediamo delle pareti murate. Vieni Giordano, c'è una scala qui. Vogliamo andare su. Sembra, è sicura in muratura. Non toccare niente però perché c'è polvere e foglie marce dappertutto. Resta dietro di me. Ma niente, c'è una stanza molto grande, ma niente di più. Niente di più. Qui è tutto marcio, vedete, c'è un po' di infiltrazione dal soffitto, umidità di risalita, d'altronde se hai un fumiciattolo che ti corre a pochi metri, l'umidità di risalita penso che sia il minimo, soprattutto poi, siamo onesti, questa fabbrica da quando è abbandonata, esperienza mia nel visitare luoghi abbandonati, questa fabbrica è abbandonata almeno da 20 anni. Forse pure 25, anche se onestamente mi ricordo anni fa la Trevenlat, mi ricordo il latte, i formaggi, il camioncino frigorifero che girava per la distribuzione, però onestamente quanti anni fa, questo non me lo ricordo, ma poi la Trevenlat è fallita oppure ha una fabbrica più piccola, probabilmente è fallita perché non ho più visto i suoi prodotti mi pare, però magari i supermercati che frequento non li tengono. Questo è un capannone veramente grande, è quello che abbiamo visto all'inizio e non si entrava di qua, però siamo entrati da dietro. Vediamo qui cosa c'è. Qui c'era una specie di centrale elettrica, qualcosa di simile, vedete qua correva l'elettricità. E niente, signori, abbiamo finito. Io speravo di riuscire a visitare anche l'altro capannone, ma l'altro capannone è un'altra fabbrica. Quando usciremo da qui, proveremo ad andare dall'altra parte del fiumiciattolo per capire se è un'altra fabbrica, che fabbrica è
e se si può visitare. Giordano, se ti fai male poi tua madre fa male a me. Qui c'è la scala per salire, ma sopra non c'è nulla di interessante, ci salivano gli operatori. Alfa Laval, questi sono in acciaio, questi sono costosi, questi silos per il latte in acciaio, ma ovviamente non sono riusciti a portarseli via per ovvi motivi. Qui c'è una batteria abbandonata, molto grossa, sarà almeno 80 ampere. Allora, signori, io direi che la visita è finita. Guardate che strana antenna che c'è. Ma è dentro la fabbrica? No, probabilmente è fuori. Allora noi adesso usciamo dalla fabbrica perché l'abbiamo visitata tutta e proveremo ad andare dall'altra parte, vedere cos'è. Io spero che il video vi sia piaciuto. Sì, era una fabbrica lattiero casearia, Trevenlat, Treviso, quindi non c'erano cose particolari. Spero comunque che vi sia piaciuta la visita, vi ringrazio per avermi seguito, vi chiedo di mettere mi piace al video e di diventare follower al mio canale. Vi saluto a tutti e vi auguro una buona giornata. Buona giornata da Baffone e da Giordano.